Buon pomeriggio, bentrovati ad Anteprima Corner. Siamo dunque all'epilogo per quanto riguarda la stagione calcistica anche per Palermo e Catania, rispettivamente fermatesi alle semifinali il Palermo, ai quarti il Catania. Per quanto riguarda per l'appunto la Serie B, il Palermo con il Sogno Serie A che si è fermato in Laguna e il Catania invece che si è arenato ad Avellino. Buon pomeriggio. Per parlare di Catania intanto mi collego con Alessandro Vagliasindi. Buon pomeriggio Ale. Buon pomeriggio. Ben trovato. Allora dicevamo, insomma, epilogo stagionale per tutte le siciliane ormai del calcio professionistico in riferimento alla stagione scorsa, ormai quella passata, c'era 2023-2024. Il Palermo si è fermato venerdì, il Catania invece sabato sera. Torniamo per un attimo alla partita del Catania ad Avellino, un Catania che aveva fatto ben sperare che ci potesse essere un seguito, che ci potesse essere una qualificazione alla semifinale. Ma mi dici che cosa è successo, Alessandro, secondo te, dal tuo punto di vista? A un certo punto questa squadra dopo 60-65 minuti si è fermata e probabilmente le risorse erano quelle a disposizione? Sì, esattamente Angelo, era un po' così il borsino dei playoff prima che gli stessi iniziassero. Ricorderai che insomma avevo sottolineato come la possibilità di arrivare fino in fondo nei playoff dipendeva dalla profondità della rosa e chiaramente sottolineavo come le rose di altre squadre, tra cui l'Avellino, fossero sicuramente più profonde e attrezzate di quella del Catania. E ad Avellino nel secondo tempo questo fattore è venuto fuori in maniera incontrovertibile, perché il Catania, finché hanno avuto fiato Tejo e Ndoi, ha tenuto in scacco l'Avellino. L'ho fatto in un più che buono primo tempo, e forse il torto del Catania nel corso di quel primo tempo è non aver approfittato della grande confusione dell'Avellino. Cioè doveva, secondo me, il Catania cercare in tutti i modi di fare il secondo gol, perché sul 2-0 poi la partita sarebbe stata sicuramente incanalata nella direzione auspicata. Però poi tolto il discorso di Tejo e Ndoi, che chiaramente non avevano più di 60 minuti nelle gambe, nella seconda parte di gara, mentre l'Avellino ha effettuato tante sostituzioni con coefficiente di produttività alto, perché poi tutti hanno contribuito a far sì che il Catania restasse schiacciato nella propria metà campo. Dall'altro lato Zeoli insomma, ha dovuto fare un po' i conti del farmacista, perché questa quarta partita in 12 giorni era già diventato qualcosa insomma, di troppo oneroso per le gambe dei giocatori del Catania. E infatti chi è entrato nel secondo tempo, al di là della discutibilità di alcune decisioni sui ruoli di chi è subentrato rispetto a quelli che sono usciti dal campo, dico, si è visto come la soglia di fatica del Catania nel secondo tempo è diventata troppo gravosa, e il Catania ha perso campo. Il Catania poi ha purtroppo pagato dazio, anche se fa rabbia aver subito il 2-1 a 10 minuti alla fine. E quindi questo è un po' credo il focus dell'eliminazione del Catania. Alcune scelte di gennaio sbagliate, nel senso che sono arrivati giocatori potenzialmente molto forti, ma che o non li hai avuti o li hai avuti per minutaggi bassi, e inevitabilmente durante i playoff questi stessi giocatori hanno potuto dare molto meno in termini di minutaggio completo della partita. E quindi, avendo fatto degli acquisti di questo tipo, è chiaro che poi
arrivato al dunque ti trovi con questi deficit che contro una squadra molto forte organizzata come l'Avellino paghi. Alessandro, Quindi sì, sì, Angelo. ti interrompo perché volevo sentire, visto che stiamo ancora parlando della partita con l'Avellino, poi magari ci proiettiamo Sul futuro. sul futuro, ai discorsi che faremo stasera nel corso di Corner, che giunge all'epilogo, perché stasera sarà l'ultima puntata di Corner. Volevo fare riascoltare le parole di Zeoli nel post gara. Sentiamo cosa ha detto. Ben definito e ben chiaro. C'era un momento particolare, questo è l'unico vanto che mi prendo. Io avevo percepito che ci potevano essere dei pericoli guardando la classifica e pensando alla Coppa Italia e ai playoff. Poi si è avverato, ma perché c'erano delle situazioni che andavano chiarite all'interno dello spogliatoio, non senza fare polemica, andava capito il momento e la situazione. Ci siamo arrivati un mese fa, abbiamo preparato una partita per rimanere in Lega Pro col Benevento e dopo un mese ci troviamo a parlare di una potenziale playoff. La parola lascio è perché comunque sia a me mi è stato detto di traghettare questa squadra. Abbiamo vinto una Coppa Italia screditata da tanti, però 60 squadre partecipavano e dunque abbiamo vinto noi e siamo arrivati a un passo dico, da essere le prime 4 a giocarsi la promozione in B. Sapevo qual era il mio compito, adesso starà alla società decidere sui giocatori, però se ripensiamo singolarmente su tanti, 2 mesi fa nessuno avrebbe mai pensato di venire al Partenio e giocarsi una semifinale di playoff in questo modo. No, io il futuro mio non ho mai pensato. No, nel momento in cui sono stato chiamato non ho chiesto nessuna cosa. Io adesso sono orgoglioso perché ho scelto da che parte stare, questi colori ormai ce li ho dentro e niente. Buona serata a tutti. Allora, abbiamo sentito Zeoli commosso nella parte finale dell'intervista anche. Chiaramente ci si attende adesso una ennesima rivoluzione, una pianificazione diciamo diversa rispetto a quello che è stata la stagione. Speriamo che non ci si riduca come l'anno scorso, Angelo, cioè come tempistiche. Il Catania è arrivato molto lungo rispetto all'inizio del campionato, no? Nell'allestimento dell'organico. Questo credo che sia il primo errore che non si può più commettere, perché poi la storia insegna che questi errori si pagano e si pagano a caro prezzo. Alessandro, sì. Stasera cercheremo di capire che tipo di futuro sarà. Possiamo anticipare, prima però di parlare di futuro vorrei vedere il tabellone dei playoff, così come si è delineato, quelle che sono le semifinali che si giocano. Eccole qui: Avellino Vicenza e Carrarese Benevento. Saranno queste 4 squadre che si giocheranno poi praticamente l'accesso, che si giocheranno a partire da domani sera, tra domani sera e domenica, l'accesso alla finale che darà poi la promozione in Serie B. Tornando invece alla pianificazione, al futuro, quello che sarà, quello che potrà essere il Catania del prossimo anno, mi pare di poter dire che ci sono 2 elementi subito da affrontare, 2 questioni più che elementi da affrontare: direttore sportivo e allenatore. Mi pare di poter dire anche che vanno l'una al passo con l'altra, perché chiaramente scelto l'allenatore e scelto il DS, poi si dovrà fare strada in comune, di conseguenza bisognerà anche capire se queste 2 figure sono 2 figure che fra di loro comunicano anche in questo momento, cioè mentre non sono a Catania. Operativi, certo. Ecco, diciamo così. Sì, è vero Angelo, in considerazione ci porta anche a poter fare già delle anticipazioni rispetto a quello che mi risulta, perché ho fatto insomma delle verifiche. Allora, il candidato in questo momento in testa alle preferenze di Grella per quanto riguarda il ruolo di allenatore è Domenico Toscano.
Domenico Toscano in uscita da Cesena, pur avendo vinto quest'anno il campionato a suon di record, è in uscita da Cesena perché Toscano voleva prolungato il contratto di un anno in più rispetto a quello che gli garantiva il contratto in essere, che gli riconosceva un anno di contratto automatico in caso di promozione in Serie B. Toscano ha chiesto il secondo anno di contratto, la dirigenza del Cesena non condivideva questa richiesta e quindi Toscano è in rotta in uscita da Cesena. E Grella ha pensato a lui dopo aver in primissima battuta tentato di capire se Vivarini del Catanzaro fosse un profilo raggiungibile, ma Vivarini che andrà via da Catanzaro è ambito da club molto ambiziosi, per esempio il Cagliari, lo stesso Sassuolo fresco di retrocessione in Serie B, quindi Vivarini non era raggiungibile, quindi Grella ha pensato a Toscano e con Toscano magari inserire come ruolo del direttore sportivo, nel ruolo di direttore sportivo, uno tra Palmieri e Magalini. Palmieri è sempre stata la prima scelta, lo sappiamo, addirittura hanno visto la partita di Caravaggio insieme, la dirigenza del Catania e Palmieri, poi trascorrendo a cena il post partita. La novità è che il Sassuolo, appunto retrocesso in Serie B, che ha congedato il direttore sportivo in essere, che era Giovanni Rossi, vorrebbe dare a Palmieri il ruolo di direttore sportivo per il Sassuolo del futuro. E su questa prospettiva Palmieri ha messo, tra virgolette, così, in discussione quello che era un discorso molto più che avanzato col Catania. Quindi in questo momento la proiezione ci allontana da Palmieri, mentre Magalini, attuale direttore sportivo del Catanzaro, che il Catania avrebbe voluto portare in coppia con Vivarini qualora Vivarini avesse accettato la proposta del Catania, quindi Vivarini più Magalini. Magalini resta comunque, indipendentemente da Vivarini, un profilo molto attenzionato al Catania e ha sicuramente le chance di fare il direttore sportivo del Catania. L'altra prospettiva la suggestione Pippo Inzaghi, quanto... Ci arrivo, sì, ci sì, stavo sì. arrivando. Sì. Allora, mi risulta che Toscano sia il candidato preferito del Catania. Ci sono stati contatti, Toscano che tra l'altro ha vinto la Serie C con la Ternana, col Novara, con la Regina, con appunto il Cesena. La suggestione Pippo Inzaghi, e poi tanto suggestione non è, si lega con un contatto che c'è stato con l'ex centravanti del Milan anche nel corso di questa stagione, ma che poi non ha fruttato nulla nel periodo in cui c'era la panchina di Tabiani traballante. Potrebbe, diciamo, diventare una opzione qualora il discorso Toscano o Palmieri o Magalini non dovesse svilupparsi. Perché? Perché comunque Inzaghi, oltre a essere uno stimato allenatore, risolverebbe anche il problema del direttore sportivo, perché ha sempre lavorato con Pasquale Foggia, ex direttore sportivo del Benevento e della Salernitana, quindi l'accoppiata in quel caso sarebbe Inzaghi-Foggia. Però, ripeto, per quelle che sono le informazioni in mio possesso, è più quotata la accoppiata con Mimmo Toscano in panchina e uno tra Magalini e Palmieri come direttore sportivo. Allora Alessandro, aggiungeremo certamente anche qualcos'altro nel corso di Corner questa sera a partire dalle tra l'altro 20. Angelo, sì. Per completezza, Toscano ha sempre lavorato col 3-5-2 e ci sarebbe quindi la possibilità di sviluppare questo progetto tattico che si è delineato e consolidato nella seconda parte di questa stagione, e probabilmente avrebbe anche la possibilità di toccare meno in profondità una rosa che sicuramente ha bisogno di essere rinfrescata e potenziata, ma che con la continuazione di questo progetto tattico del 3-5-2 potrebbe anche dare la possibilità ad alcuni degli elementi in rosa di essere confermati per insomma un cammino tutto sommato positivo nel corso di questi playoff.
Grazie Alessandro, ci ritroviamo stasera, Grazie a te, ci continueremo vediamo a stasera. parlare di Catania chiaramente questa sera nel corso di Corner, sarà l'appuntamento diciamo conclusivo della stagione per Corner. Noi in questa fascia oraria intorno alle 14:30 e sino alle 15 di ogni lunedì ci fermeremo ancora con voi per degli approfondimenti di carattere calcistico, chiaramente riservati ovviamente al calcio mercato. Quindi facciamo adesso una breve sosta, poi torniamo a più tardi. Alessandro, ci ritroviamo fra poco con Palermo e con Messina. Rieccoci insieme per Anteprima Corner, come annunciato adesso Palermo e Messina. Cominciamo da Palermo. Buon pomeriggio a Marco Gullà. Buon pomeriggio Angelo, buon pomeriggio a tutti. Un passaggio, un rapido saluto anche a Sergio Colosi che ci è già collegato. Ciao Angelo, buon pomeriggio. Grazie Sergio. Allora Marco, per il Palermo si è fermata alla semifinale, questa avventura negli spareggi per la promozione era un sogno, quello della Serie A. Probabilmente il Palermo ha trovato quell'avversario che era certamente più forte, perché lo ha sempre dimostrato nell'ultimo mese e mezzo, 2 mesi, il Venezia di essere più in palla. Sì, assolutamente sì, anche se Angelo, se io vado a vedere un po' i due organici ti dico che probabilmente il Palermo forse addirittura aveva qualcosa in più rispetto magari anche al Venezia o al Catanzaro, che comunque ha terminato al 5° posto la regular season. Probabilmente il Palermo è stato gestito male, ha gestito male anche questi playoff. Il Venezia insomma è stata una squadra molto più coriace, ha meritato ovviamente di passare in finale, ha giocato meglio sia all'andata ma anche al ritorno, soprattutto al ritorno dove ha trovato il gol dopo 120 secondi, e quel gol probabilmente se l'avesse segnato anche ad inizio ripresa probabilmente non avrebbe cambiato il programma che già era stato scritto, meglio il copione che era già stato scritto. In finale doveva andare il Venezia anche perché ha meritato insomma di staccare il biglietto per questa finale. Il Palermo è mancato in tante cose, è mancato innanzitutto nella concentrazione, è mancato anche nella intelligenza tattica, nella gestione della partita, ma soprattutto sono mancati i gol. Il Palermo ha segnato soltanto un gol, l'ha fatto nel finale, tra l'altro un gol assolutamente inutile, quindi è giusto che sia andata così. Una stagione molto diciamo anonima, definiamola così, perché le aspettative erano ben altre, la squadra era tarata praticamente a terminare più in alto sicuramente il campionato, addirittura si è parlato anche di promozione diretta in un certo frame della stagione. Poi qualcosa non è andato, qualcosa si è rotto soprattutto dopo la sconfitta, dopo il pareggio con la Cremonese in cui era in vantaggio 2-0 e a inizio ripresa si è fatto rimontare 2 gol. Lì è davvero cambiato il campionato del Palermo, è cambiata l'identità di questa squadra che ha vinto poi soltanto 2 volte nelle restanti 13 partite e si è ritrovata ovviamente a giocare i playoff. Sono mancate tante cose, l'unica cosa che non sono mancati sono i tifosi, che sono sempre stati ovviamente presenti, hanno supportato la squadra anche nei momenti delicati. È mancata anche il City Group, diciamolo ben chiaro, insomma al momento se dobbiamo dare un voto alla gestione del Palermo da parte del City Group non possiamo che dare un voto di insufficienza, perché al di là dei soldi spesi, perché il City Group ha comunque speso dei soldi, probabilmente sono mancate delle competenze, sono mancati degli uomini cardine che nei momenti bui della stagione potevano sicuramente prendere in mano il timone e riportare la nave in acque meno agitate. Così non è stato, è mancata anche la comunicazione. Pensate che il City Group non rilascia dichiarazioni da mesi e mesi, assolutamente non idoneo secondo me questo mood operativo ai parametri del nostro calcio. Non puoi non dichiarare, non fare una conferenza stampa dopo un'eliminazione del genere. Presidente Mirri, chi lo ha visto, non rilascia dichiarazioni da mesi e mesi, ma non è probabilmente nemmeno colpa sua, è la gestione ovviamente del City Group che impone ovviamente dichiarazioni soltanto al sito ufficiale, la minestrina
che ci versano a noi giornalisti ogni settimana con delle dichiarazioni già scritte, con delle dichiarazioni preconfezionate che ovviamente servono a ben poco. Ti chiedo ovviamente qualcosa sull'immediato futuro, quali saranno le scelte, diciamo la prima probabilmente sarà l'allenatore. Sì, l'allenatore non resterà, Mignani ha ovviamente già le valigie in mano, al posto suo il Palermo già sta cercando una nuova figura, il nome che in questo momento circola in maniera abbastanza forte è quello di Zanetti, ex allenatore dell'Empoli, ma io non sottovaluterei nemmeno il profilo di Pippo Inzaghi, neanche quello di Dionisi, ex Sassuolo. Ci sono vari allenatori che in questo momento, vari profili che sono stati associati al Palermo. Poi andrà via anche il direttore sportivo Leandro Rinaudo, il cui contratto scade a giugno, il 30 giugno, e non verrà rinnovato. Si fa il nome di Petrachi come possibile DS del Palermo. Petrachi avrebbe già confermato eventuali indiscrezioni che lo vedrebbero vicino appunto al Palermo, e poi andranno via giocatori anche di un certo calibro, ad esempio come Brunori verosimilmente non sarà l'attaccante del Palermo nella prossima stagione, perché accetterà con ogni probabilità alcune offerte che arriveranno, ce ne sono diverse, però un'offerta che arriverà dalla Serie A. Quindi un'offerta dalla Serie A fa gola evidentemente a Brunori. Sì, Empoli in prima linea dopo la salvezza di ieri, ma anche altre società, ad esempio come il Genoa, come l'Udinese, hanno già strizzato l'occhio a un attaccante che in effetti è vero, non può giocare in Serie B, un po' come Poyampalo del Venezia. Sono giocatori che devono in questo momento giocare in massima serie proprio per quello che hanno fatto vedere in questi anni. Allora, grazie a Marco per queste informazioni. Ci aggiornerai durante la settimana per quanto riguarda il Palermo, le vicende chiaramente a questo punto di mercato e di societarie, con aggiustamenti all'interno della società, e per quanto riguarda anche la parte tecnica sportiva. Ti do appuntamento a lunedì prossimo, perché ci ritroviamo come sempre tra le 14:30 e le 15. Vado adesso a Messina da Sergio Colosi. Sergio, a Palermo abbiamo sentito, ci sono già i primi movimenti. A Catania si pensa già a gettare le basi per la prossima stagione, nonostante insomma l'esperienza di quest'anno si sia conclusa sabato a tarda notte. A Messina come vanno le cose? Ma a smuovere le acque ci ha pensato il Picerno, che ha fatto un'offerta al tecnico del Messina Giacomo Modica, che, lo ripetiamo, non è sotto contratto, però ha un'interlocuzione fino a qualche settimana fa con il presidente Sciotto per rimanere sulla panchina giallorossa. Il Picerno ha offerto un contratto pluriennale, si parla di 2-3 anni al tecnico di Mazzara del Vallo, che ha anche dialogato direttamente con i dirigenti del Picerno, al quali però ha fatto presente che è legato a doppia mandata con il Messina, soprattutto anche in un rapporto con i tifosi, con i club organizzati. È stato capitano del Messina negli anni della Serie B tantissimi anni fa, per cui prima di scegliere Picerno vuole vedere come si chiude il discorso con il Messina Calcio, e questo si potrà vedere soltanto nei prossimi giorni, perché mercoledì arriverà in città il direttore sportivo Domenico Roma. I due rapporti comunque non sono collegati tra Roma e Modica. Roma con ogni probabilità rimarrà il direttore sportivo del Messina, mentre Modica attende di vedere il presidente Sciotto, al quale ha chiesto determinate garanzie per proseguire il suo rapporto con il Messina Calcio, per cui la palla, tra virgolette, passa adesso al presidente Sciotto, che dovrà decidere, sapendo bene quella che è la volontà della tifoseria, comunque, che ha visto con Giacomo Modica quest'anno un Messina abbastanza positivo e in linea anche di più con quelli che erano gli obiettivi stagionali. E questo per cui è per quanto riguarda il discorso di tecnico e direttore sportivo. Per quanto riguarda invece calciatori, il presidente Sciotto ha visionato, lo ha fatto insieme a Modica, un attaccante dell'IG Virtus che piace al Messina, si chiama Sebastiano Longo, ha segnato quest'anno in Serie D 17 reti, però sono argomenti che verranno successivamente, perché la priorità
dopo l'iscrizione al prossimo campionato, che dovrebbe essere comunque una cosa scontata, ma dalle parti di Messina fa notizia, visto come sono andate negli ultimi anni le iscrizioni del Messina, ma comunque problemi quest'anno non ce ne saranno. Ci sarà appunto il nodo di sciogliere che riguarda il tecnico Giacomo Modica, conteso adesso anche dal Picerno. Bene Sergio, prima di chiudere ci hai fatto un accenno a quello che potrebbe essere uno dei primi acquisti, no, del Messina per la squadra del prossimo anno, però a Messina c'è da ridisegnare l'intera rosa. Insomma, stiamo parlando sono 5 o 6 giocatori sotto contratto, poi per il resto bisogna lavorare alla ricostruzione totale. Sì, ma infatti questo è uno dei temi che affronta Giacomo Modica, perché non è possibile che lui ogni anno, se Giacomo Modica rimane a Messina, rimane per un progetto più ampio e più duraturo, e non è possibile che ogni anno il Messina, visto che viaggia su prestiti e soprattutto su giocatori prestati o un anno di contratto, finita la stagione si chiude tutto e tutti vanno via. Questo è un film che qui si vede ogni anno, ma così non si costruisce nulla, perché una società deve avere club di proprietà, deve avere giocatori di proprietà, ma un club deve avere anche il settore giovanile, mentre il Messina ha sempre chiuso accordi con altri partner, dando un po' in subaffitto il settore giovanile, per cui ci sono tanti aspetti che il tecnico di Mazzara del Vallo vuole chiarire con il presidente Sciotto, e bisognerà vedere appunto quelle che saranno le sue intenzioni, perché il Messina ancora una volta, nonostante una buona stagione in linea con le prospettive e con gli investimenti, dovrà ripartire quasi da zero, perché soltanto 5 sono i giocatori sotto contratto, poi ce ne saranno altri svincolati che rimarranno come Ortisi, il portiere Fumagalli, però è sempre una rosa molto ristretta e il Messina ha pochi giocatori in organico, questo non c'è dubbio. Grazie allora Sergio, buon lavoro per la settimana, ci racconterai le vicende del Messina nel corso dei telegiornali, ti aspettiamo anche te. Grazie a te, lunedì prossimo tra le 14:30 e le 15, l'appuntamento invece con Corner, e a questa sera 20:45 su Telecolor. A voi tutti chiaramente il buon pomeriggio.